Ciao a tutti, bentornati con gli scudi, da molto che non ci sentiamo. Oggi voglio farvi vedere i colpi essenziali, soprattutto di gamba, all'albero. Il nostro amico pianta qui, non vi preoccupate, la pianta è già tagliata, è morta, non è una pianta viva, quindi può prendere quanti colpi vuole. Comunque, torniamo ai colpi, userò Sadira la Marra, che è principalmente colpita con questa zona qui, che è abbastanza forte, può anche andare con posti solidi così e non vi fate male se vi allenate. Proviamo a evitare il tibiale per sicurezza, in caso in cui andiamo osso contro osso. Non vogliamo che succeda qualcosa. Guardiamoli e poi torniamo, ok? Quindi, come vedete, principalmente i colpi portati sono con questa zona qua, con questa zona qua, o con tutto il suolo del piede. È un punto abbastanza forte del piede, che è conosciuto di tutte le arti marziali tradizionali, che viene usato subito per rompere tavolette, comunque cosa di duro, che non ha bisogno di essere condizionata o allenata per diventare resistente per troppo tempo. Può essere una soluzione abbastanza immediata ed è efficace e può fare danni, può far cadere l'avversario, può fare anche male alla gamba senza farvi male. Gli scudi, come sapete, è fatta per difesa personale, quindi non ci sono protezioni. Se vi dovete veramente difendere, purtroppo non ci sarà il guantino che vi salva la nocca o il tibiale che vi salva il tibiale, quindi è buono avere dei colpi dove siete sicuri che colpite l'avversario senza farvi grossi danni voi stessi. Poi non è mai detto, però questo è quello che utilizziamo con gli scudi. Quando facciamo gli scudi, le tecniche di scudi essenziali, questo è quello, non ci sono cose troppo surreali, ecco. Andiamo sul sodo, andiamo su quello che serve, si colpisce duro, si salva il salvabile. È quella la filosofia dietro gli scudi, come molte altre arti marziali che vengono dalla strada. Poi quando vogliamo giocare ci mettiamo tutto il lato acrobatico, la coreografia, quello è un altro lato, ma questo è essenziale. Okay, volevo precisare che questi colpi sono quelli base. Grazie a tutti, alla prossima ragazzi, forza scudi sempre.